Presentato stamani a Casa San Filippo il progetto di marketing territoriale della DMO, il distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, la Costa del Mito, l'area archeologica più estesa al mondo con 150 km di spiagge. La Costa del Mito offre un'esperienza per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio, una destinazione unica, chilometri e chilometri di spiagge dorate, calette, deserte, 3 parchi archeologici, 6 riserve naturali, l'area monumentale archeologica e paesaggistica più grande al mondo. A presentare il progetto stamani i vertici del distretto turistico Valle dei Templi di Agrigento, i direttori dei parchi archeologici di Gela, Agrigento e Selinunte e i sindaci dei comuni coinvolti. Quando a settembre l'assessore Manlio Messina, l'assessore al turismo della regione siciliana, è venuto ad Agrigento a certificare il passaggio del distretto turistico allo stato di DMO, lì si è dato il via a quello che è l'attività appunto del Destination Management Organization, cioè questa struttura che si pone l'obiettivo di organizzare il nostro territorio come destinazione turistica unica, quindi passando dalla mera promozione all'organizzazione della destinazione. Ovviamente non potevano e non sono state solo passerelle e parole invane, invece siamo stati concretissimi e siamo passati in poche settimane, considerati anche i tempi abbastanza sfavorevoli per le notissime vicende internazionali, siamo passati all'azione. Quello che andiamo a presentare oggi è il nuovo progetto distrettuale, si chiama Costa del Mito, praticamente è un progetto che lega tutte le destinazioni turistiche che vanno da Selinunte sino a Gela, quindi stiamo parlando di 150 km di costa che sono fra di loro accomunate da spiagge meravigliose che tutti conosciamo e da caratteristiche di particolare bellezza e da siti archeologici di straordinario pregio, per cui fanno parte del progetto il Parco Archeologico di Selinunte, il Parco Archeologico di Agrigento, il Parco Archeologico di Gela che sta decidendo in queste ore, sta ratificando in queste ore l'adesione, più la maggior parte dei comuni rivieraschi. Ed è un progetto molto importante perché mira a un rebranding, mira a identificare un'identità di questo territorio. Vi faccio un esempio: esistono delle località come per esempio la Costa Smeralda che hanno una propria identità a prescindere dalla Sardegna, come la Costa Azzurra, Costa Brava, Costa del Sol. In Sicilia una località, una destinazione denominata Costa non esisteva, noi daremo vita a questa cosa, ovviamente è un processo che necessita di grandissimo lavoro, di grandissimo impegno, però abbiamo il fortissimo sostegno della regione siciliana e che chiaramente è una cosa di grandissima importanza, abbiamo il sostegno soprattutto del territorio perché è un progetto amplissimamente condiviso, c'è dentro il comune di Gela, c'è dentro il Museo dei Cinque Sensi di Sciacca, ci sono dentro un sacco di comuni, Palma di Montechiaro, Butera, c'è di tutto e poi è chiaramente un progetto che si irradia verso l'entroterra coinvolgendo tutti i comuni dell'interno con le loro caratteristiche monumentali, l'enogastronomia e tutto quanto. Per cui andremo a presentare questo progetto alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, sulla quale la Regione Sicilia sta puntando moltissimo in questa edizione e da lì cominceremo un percorso virtuoso. Un grazie particolare io lo devo dare veramente a tutto lo staff del distretto, a cominciare dal Presidente che ci dà una forza, un sostegno straordinario, il dottore Miccichè nel doppio ruolo ovviamente di Sindaco e di Presidente del distretto, e una parola va assolutamente spesa per Francesco Picarella che è stato l'ispiratore di questo progetto e col quale c'è un rapporto sempre di grandissima simbiosi e di collaborazione. Per cui noi siamo straordinariamente contenti e veramente confidiamo che questa cosa possa avere un amplissimo respiro in futuro. Sì, questo nuovo progetto già lo ha esposto e lo ha spiegato in maniera molto esaustiva Fabrizio Lagaipa era il nostro intento quello di coinvolgere l'intera provincia e anche non, perché si parla anche del Parco di Gela. È importantissimo perché noi abbiamo una grandissima costa e qui da noi non esisteva ancora un termine di costa, adesso si parlerà di Costa del Mito. È importante per la nostra Agrigento, è importante anche per il futuro. Voglio ricordare che noi siamo e saremo candidati come capitale della cultura 2025 e questo è un altro tassello di un puzzle che stiamo costruendo. Che dire, la volontà c'è,
l'interesse c'è, la materia prima c'è, perché noi abbiamo chilometri e chilometri di costa meravigliosa, un mare invidiabile, però ancora abbiamo a salire, noi qui a Agrigento abbiamo la Valle delle Tempe, ma ci sono anche tanti altri siti minori, e poi ci sono anche i borghi che si trovano alle spalle sia della Valle delle Tempe che degli altri siti. E l'intento qual è naturalmente? Quello di far sì che il classico visitatore finalmente possa diventare un turista, cioè dobbiamo noi aumentare i tempi di soggiorno di chi viene ad Agrigento e in provincia per poter visitare tutti i siti, quindi anche i siti minori saranno al centro dell'attenzione, saranno anche i veri protagonisti.